Bentrovate e bentrovati a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Bentrovato a Max Del Papa che dovrebbe essere già in collegamento audio-video con noi. Buongiorno Max. Buongiorno a tutti. Per motivi che non sto a riassumere, tanto non frega niente a nessuno, non abbiamo commento musicale, l'avevo già trovato, ma magari lo mandiamo in coda perché in questo momento non possiamo congegnarlo a dovere. Intanto, Max, iniziamo con due belle fucilate, che sono due pezzi che hai appena scritto, bellissimi, che raccomando a tutti quanti ci stanno ascoltando. Sono due pezzi che hai appena scritto sia per il tuo blog, Il Faro di Max del Papa, sia per il Giornale d'Italia. Allora, iniziamo da un po' di palle. Sono quelle di Sinner, ma non sono quelle da tennis, perché intorno a Sinner mi sembra che stiano raccontando un po' di palle. Anzi, tu lo dici chiarissimamente. Ci sono un sacco di balle intorno ai malori strani che ha subito il celeberrimo tennista, che non è uno che finge, insomma, no? Tu dici, però non la conta giusta, neanche lui. No, non è uno che finge, ma è uno che tace. Lo dice. Ho delle cose, ho qualcosa, ma non lo dico. Non ne parlo. Va bene. Stanno tutti puntando sul fatto se Sinner si droga o no, il doping, ma non si dopa. La questione non è quella lì. Lui non è uno che fa questi mezzi, sicuramente. Poi solo un pazzo potrebbe mettersi lì, doparsi sotto gli occhi di tutti, ancora adesso, tutti che lo tengono di mira. No. Il problema è un altro. Cos'hai? Perché uno che si mette a sbavare, a tremolare, lo portano in spogliatoio, sta mezz'ora, esce, comincia a mitragliare fucilate come niente fosse. Non è una cosa normale. Non puoi cavartela dicendo, insomma, gli allenamenti, il mal di schiena, i cambiamenti climatici, le coincidenze esoteriche. Ho letto di quelle cronache che sono una No, cosa. ma tu le riporti un passaggio, no? Uno non può scrivere bianco come un cencio, seduto con la testa nell'asciugamano, tremano le mani, la destra con cui si asciuga la guancia dal sudore, la sinistra con le dita allargate, trema la borraccia quando se la porta alla bocca, tremano i tifosi, ma poi è morto e risorto, è ancora vivo, fine della favola, giusto? Sì, è morto e risorto, Manzoni, Shakespeare, Leopardi, la luce interiore, questo qui che avevo un problemino, l'ho gestito bene, mi sono detto bravo, bravo. Ho capito, però insomma il figlio di Rita Pavone non è che può anche lui prendere in giro. Allora qui sorge un problema, Ecco, il problemino qual è caro Gian secondo te? Per Burrasca. andare al dunque, qual è il problemino? Il problemino è che tutti lo sappiamo e il problemino è ciò di cui nessuno deve parlare. Allora, le hai prese queste dosi sì o no? Perché questo sono 2 anni che fa su e giù sulla salute. Tutti dicono che l'anno scorso ha vinto 6-7 tornei del Grande Slam, però nessuno ricorda che per i primi 6-7 mesi non stava in piedi. Annullava, perdeva partite facili, annullava partecipazioni, sto male, non lo dico, però sto bene, però sto male, poi ha cambiato il team, poi ha cambiato quello, poi è dimagrito di so quanti chili che già era magro. Sappiamo tutti che anche nel tennis tutti i tennisti hanno accusato le cose che ha accusato lui, però non bisogna parlarne e si continua. Quell'altro Sting che faceva la pubblicità per i vaccini di colpo ha annullato tutti gli impegni fino in estate. Che hai? Non lo dico. Ma perché non lo dite? Ma spiegate, ma fate come ho fatto io. Stavo vedendo prima un banner della Croce Rossa italiana. Fake news, non è vero che i vaccini inducono l'infarto. Fake news, garantisce Puente. Oggi è morto il vicepresidente della Croce Rossa di infarto. È entrato nell'ambulatorio del medico ed è cascato accasciato. Ma non improvviso. Alessandro Ferrara cacciava le volontarie e le operatrici perché non si erano vaccinate. Cioè, questa strage continua e continuerà sempre di più, sempre di più, sempre di più. E il problema è che tutti ancora non possono parlare o non vogliono parlare. Perché? Questo qui io lascio la domanda, lascio la risposta a chi ascolta, insomma. Questo è il problema, non che quello si droga.
Una Sono i ventina, postumi di 3 somministrazioni o 4 o 5. 20 giorni del 2025 e 22 morti, hai fatto i conti? Sì, quelle che sappiamo, Morti improvvise, improvvise, come si dice. improvvise. Già il fatto di morte improvvisa è un ossimoro. Cioè, morte incomprensibile, cioè, la morte improvvisa ci può essere una volta, ma dopo che dura da 3 anni. È improvvisamente Allora, scomparso anche Luca Beatrice che firmava su Il Giornale l'altro giorno. sì, 63 sì, anni. sì, sì, si è alzato da una sedia e è cascato. Allora, queste non sono più improvvise, sono morti annunciate. Sono morti che comunque non si spiegano alla luce delle conoscenze scientifiche. Se tu parli col professor Giuseppe Barbaro, che sta finendo di fare un libro e spiega perché queste morti improvvise, è un cardiologo di fama internazionale, e ti spiega perché queste morti improvvise non lo sono per niente. La proteina spike spacca il cuore come un'anguria sotto una mazza. Lo dicono loro, non è che lo diciamo noi, sta scritto. Allora, improvvise di che? E tu ricordi anche un'altra cosa, che Regione Toscana ha aperto inchieste sui bambini che vanno giù come il Sì, Sinner. sì, e quello che non dicono l'informazione ufficiale è che, insomma, hanno passato 2 anni a dire no, è sempre successo che i bambini cascavano mentre giocavano al girotondo, alla pallavolo, no, è sempre successo, è sempre successo. Poi si sono messi i patologi, gli anatomopatologi a dire no, fermi che qua non, perché hanno fatto l'autopsia, no? E poi la fonte diretta, sai qual è? Sono le maestrine. Mm. Le maestrine dell'asilo, le maestrine delle scuole elementari, le quali a un certo punto si sono allucinate a forza di vedere bambini che gli cascavano davanti. Svenivano, li portavano in pronto soccorso, li monitoravano, avevano problemi al cuore. E allora, a forza di dire non è possibile, non è possibile, non è possibile, la Regione Toscana si è decisa ad aprire un'inchiesta sulle cose che già si sanno. Ma sta lì anche l'Emilia Romagna, sta lì anche la provincia di Brescia. A me arrivano queste cose, io faccio il cronista e a me queste cose, cioè le maestrine che mi scrivono, mi è cascato un bambino davanti, mi si è sentito male un bambino mentre eravamo alla creazione, hanno portato in pronto soccorso un bambino che stava benissimo, a me mi arrivano queste cose qua. Ecco, Quindi, tra l'altro, una volta c'era Speranza, inteso come il ministro della salute, adesso ce n'è un altro, ma non mi pare che la musica al Ministero della Salute e all'Istituto Superiore di Sanità sia cambiata. No? Non mi per pare forza, proprio. l'ha nominato per forza, l'ha dovuto prendere su impulso di Mattarella, che era un uomo di Speranza. Era Speranza che l'aveva messo, non mi ricordo quali istituzioni di controllo del vaccino del Covid. Questo è un uomo di Speranza, lo sanno tutti. E Mattarella lo ha voluto lui nel governo della Meloni. Che deve cambiare? Questi continuano a fare il pesce in barile. Ecco, Max, Però il problema è che la strage continua, qui siamo solo all'inizio. Max, tu chiudi il tuo pezzo ricordando amici che hai perso perché non ti hanno perdonato quello che tu vai Sì, dicendo sì. e scrivendo sui vaccini da anni ormai, no? E ricordi anche di uno screzio che hai avuto con un attore che la pensava come te, aveva anche promesso di rendere pubblico il suo pensiero, ha fatto tutt'altro. C'è ancora questa specie di censura, autocensura, paura a dire? Sì, è una domanda retorica la mia. Dunque, perché c'è questa paura? In parte è il conformismo, cioè questi dicono se io parlo non lavoro più. Dico, ma tu ti rendi conto in che situazioni sei? Cioè, stiamo passando lì per il limite tra la vita e la morte. So di cosa parlo, no? Però dopo se mi va bene devo tornare a lavorare. Mi sembra una cosa demenziale, ma mi sembra una cosa molto, molto vile perché si tratta di... cioè io penso che si debba avere un dovere morale di raccontare quello che c'è successo, poi uno fa quello che vuole, però un dovere di coscienza c'è, non puoi nasconderti dietro una cosa del genere. E dice, ma no, e poi c'è il conformismo perché non lo fa nessuno, dopo esco dal giro dell'informazione, non mi cercano più, un po' quello che è successo a me. Sì, è vero, tanti amici mi hanno ripudiato, non hanno più voluto parlare con me, non hanno neanche più voluto sapere se ero vivo o morto quando mi curavo un cancro. Perché? Perché avevo parlato. Molto semplice.
Ecco, Max, questo articolo, il problema con Sinner non è il doping, gli ascoltatori e le ascoltatrici lo trovano su ilgiornaleditalia.it. Mentre Sì. l'altro articolo che citavo prima, ma qui non voglio togliere neanche un grammo di piacere alla lettura, guarda quelli che dementi, lo trovate sul Faro di Max Del Papa, sul blog di Max Del Papa. Qui non ne parlo nemmeno perché è un articolo tutto e solo da leggere e da godere. Ma mi pare che siamo ben oltre che dalle parti dei ragazzi della via Pal. O sbaglio, Max? Sì. Parla in un altro senso. No, beh, io ho avuto il privilegio di vivere un paio d'anni da liceale, una stagione veramente che ancora fatico a capire, incomprensibile, cioè vivere oltre ogni tipo Non è di Elsa situazione. Poppin, non è niente di definibile, è qualcosa di incredibile. Ve lo leggete e vi fate un'idea perché è scritto in una maniera Sì, divina, fantastica, no? Sembra di viverle le cose che tu racconti. E anche le sì, ma censure che sei obbligato a fare perché non si può dire tutto. no, ma devi vedere quello che ho tolto. tu, Quello che mi, non ho potuto. tu mi devi mandare No, ma quello che hai è tolto. tutto vero. Insomma, diciamo che io non sono proprio il tipo più adatto ad andare a fare delle prediche nelle scuole a quelli di oggi. Ecco. Ecco, esatto. E neanche i protagonisti del tuo racconto. Comunque leggetevelo No, perché apre l'home page del blog di Max, il faro di Max Del Papa. Invece c'è una cosa molto seria per tornare, perché poi il bello di chi guarda il mondo come Max, senza paraocchi di alcun tipo, è che sei con tempo. Per questo ho scelto per il post di oggi sulla nostra radio quel quadro terrificante, magnifico di sì. Caravaggio che è Davide con la testa di Golia, una delle due versioni, quella più tarda dove si intravede sia nel Davide che nel Golia lo stesso pittore, no? Che guarda se stesso con una compassione incredibile, ma anche con un dolore e perfino con una speranza in nuce che non è definibile. Bisogna guardare il quadro e andarci dentro e farsi prendere, no? Chi guarda e chi descrive e chi racconta come te, Max, con grandissima libertà e con grandissima sensibilità soprattutto, beh, passa dal dolore alla gioia, dal ferirsi al curare, con una grande facilità, che è la facilità delle cose della vita, no? Che ci capitano. Allora tu di dolore ne hai passato non poco in questi anni. E a me ha molto colpito un altro articolo sul tuo blog, Quel cicalino, 16 gennaio, l'ho scritto Ah, pochi giorni fa. Quel cicalino ce lo vuoi raccontare con parole tue adesso per chi ci sta seguendo? Perché credo che sia purtroppo un'esperienza che molti condividono, ma non è raccontabile se non da te. Io non posso riassumere un articolo così forte, così bello, che mi ha coinvolto totalmente e che trovate appunto sul blog di Max, il faro di Max Del Papa. Quel cicalino che non ti lascia mai neanche quando nuoti. Che cos'è innanzitutto quel cicalino lì? è il segnale sonoro di quando finisce una seduta di chemio. È il macchinario che Mm. eroga la chemio, che ti va in vena e dopo quelle 2, 3, anche 6, anche 8 ore a volte ti manda quel segnale, quelle 3 notine che finiscono per assumere così una colorazione molto, eh, molto macabra. Mm. Cioè io l'ho paragonato alla sigletta di Profondo Rosso. È un segnale di libertà perché ti dici che è finita, però è anche un segnale che ti dice che hai qualche eh, mezzo litro di veleno che serve a cacciare altro veleno e tu sai che quando tornerai a casa, mentre all'inizio sei molto dopato, tu sì che sei dopato, Mm. perché lì dentro ci mettono di tutto, il cortisone, chissà quali altre cose. Quindi per 2 giorni sei completamente sopra le righe, sei un cocainomane. Poi di colpo l'effetto finisce e tu ti afflosci, come una pianta nel deserto. E resti così. Io restavo anche tutto un mese, 20 giorni, 25 giorni. E quel cicalino è quella roba lì. È il segnale, il simbolo che non sei più parte degli altri, che E sei un menomato, che sei un malato. non passa mai quel rumore, quel No, suono. no, non passa mai. Quello lì è parte del famoso stress post-traumatico da cancro. Io mi sono preso, come dicevi tu, questa libertà di essere brutale, cioè di raccontare tutto, e ho abusato forse di questa mia libertà
però è inutile anche lì nascondere, girare il cinturone. Fa parte del mio trauma. Quindi quello lì ti può capitare che tu sei in treno, oppure sei mentre sbracci nell'acqua in piscina e lo senti e diventa sempre più grande, come in una sequenza di David Lynch, finché copre tutto, quindi c'è solo quello. Parte come un segnale ovattato, come sempre è ovattato il ricordo, poi esplode. Questa cosa continua anche perché uno come me non è mai sicuro di esserne uscito, si aspetta sempre di tornare là. C'è questa sindrome di Stoccolma. Quindi io aspetto ancora di ritrovarmi appeso a quel. Non mi faccio nessuna illusione, nessuna aspettativa. Non si guarisce mai davvero, non si guarisce mai irreversibilmente. Non è vero che è finita, non è mai finita e non finirà, tu scrivi. No, perché io intanto poi anche dopo che ho smesso le cure, sono ormai 8 mesi, 9 mesi, sono sempre stato male, cioè sempre, tu lo sai, ho sempre avuto fatiche, infezioni, mali, dicono tutti che bisogna avere pazienza, che la cosa è lunga, e vabbè, però insomma, di fatto, anche se ti dicono che sei pulito, tu ti senti come prima. E quindi ho voluto testimoniare questo, così come ho voluto testimoniare anche questa ricorrenza in un altro intervento su Facebook del fuoco di Sant'Antonio. Il fuoco di Sant'Antonio che arriva. Allora, per me è stato uno dei primi sintomi quello lì. Poi dopo mi hanno scoperto tutto il resto. Se una persona si ammala di fuoco di Sant'Antonio 2 volte in un anno, se un 18enne si ammala di fuoco di Sant'Antonio 2 volte in un anno, non va bene. Vuol dire che la sua condizione è già pregiudicata. È meglio intervenire, è meglio farsi un bello screening a tutta, perché è meglio un trauma prima contenibile, gestibile, che un trauma dopo molto più grande e molto più grave. Questi sono tutti aspetti della malattia. Già, allora facciamo un altro salto in alto, in largo, in lungo, e voglio andare su un'altra testata, nicolaporro.it, per la quale tu scrivi. Tu hai scritto diversi articoli che mi hanno molto interessato in quest'ultima settimana e ti sei dedicato anche a un paio di questioni, poi ci torniamo sopra, che riguardano la città di Milano e il suo sindaco Beppe Sala. Però voglio segnalare a chi ci ascolta un articolo che a me mi ha colpito molto, no? Perché mi ha fatto anche pensare a come si può invecchiare molto male, come mi sembra invecchiato molto male il professor Romano Prodi, di cui tu ti occupi. Mi sono spaventato, ha detto Prodi, che ha paura di Giorgia Meloni, perché l'ha sentita fare il suo nome in maniera non encomiastica. Ci vuoi raccontare che cosa ti ha colpito di questo signore che si è presentato come un poveraccio, uno che non ha più potere, un vecchietto che sta facendo il minestrone, no? E qui voglio ricordare a chi ci ascolta che c'è una citazione fantastica. Buono il minestrone! Buono il minestrone, da un film meraviglioso, Io tigro, tu tigri, egli tigra, di con Renato Pozzetto, no? Il quale va a finire alla trattoria semivuota, perché quella Milan-Inter è strapiena e lo stadio, si apre la porta e vedi lo stadio col derby. Dall'altra parte c'è la trattoria semivuota, che è un posto non raccontabile, dove c'è una ostessa che gli dà del cretino 52 volte, ma quello lì si vede che è proprio un cretino, e uno che sta gustando un minestrone in una maniera buono, il minestrone, che buono. Il combustibile così lo fanno solo a Santa Margherita Ligure, pensi lei? Esatto, una cosa surreale, incredibile, meravigliosa, che solo tu potevi recuperare, Max. Allora, mentre Prodi si faceva il suo buono il minestrone, ascolta, Sì. sente Giorgia Meloni che parla di lui. E sì, si prende una paura della Madonna il signor Prodi, no? Ma perché io stavo girando il minestrone. Ho sentito urlare il mio nome. Mi sono quasi preso paura. Cosa faccio? Ho 86 anni. Buono, c'ha ragione a trattarlo così. Certa gente non se lo merita il minestrone. Cioè, Prodi è di una falsità, di un'ipocrisia. Sta brigando, sta cercando di fare l'ennesimo inciuccio, anzi il ciuccio, l'asinello. Ma Prodi è un uomo dell'Unione Europea, è un uomo della Cina. E questo qui ha paura della Meloni, ma di Xi Jinping non ha paura, però. Nelle cattedre che gli danno a Pechino non ha paura.
Dai, su. Insomma, è sempre così. Quando l'ho sentita attaccarmi mi sono spaventato. Ho 86 anni. Spaventato. Sei spaventato, Prodi. 86 anni. 86 anni non stai mai fuori dalle balle, però. Nel senso che è sempre lì, che tresca, che rovista il minestrone, no? Sappiamo tutti che... Però insomma, ormai tutti i giorni, tanto che gira il minestrone, attacca la Meloni. Attacca la Meloni perché si sente in qualche maniera ostacolato nei suoi piani. Questo qui è quello della via della Cina, dai, su, ripresa da D'Alema, che poi riprendeva da D'Alema. C'è tutto un giro lì di contatti, di cose con la Cina, una delle democrazie più radiose di questo pianeta. La Cina lavora per noi. E Prodi anche, fin da quando faceva gli spezzatini. Cioè Soros con una speculazione metteva culo per terra la sterlina e la lira. Avevano bisogno subito di 97 mila miliardi. E allora si entrava nell'Europa, guarda caso, Prodi negoziava un tasso di cambio demenziale a 2000 lire e da lì cominciava. Buono solo per la Germania. Sì, serviva quella roba lì, serviva la Germania per unificarsi. L'ha pagata l'Italia e negli ultimi 30 anni non abbiamo mai smesso di pagare le mascalzonate franco-tedesche dell'Unione Europea. Abbiamo svenduto tutto, no? Abbiamo svenduto tutto. Telecom insegna. Telecom insegna. Questo è Prodi. Con l'euro lavoreremo un giorno di meno, guadagneremo un giorno di più. Lui, quelli come lui, è un boiardo, prima italiano, europeo, adesso è cinese. E cosa fa? C'ho paura. Ma siamo noi che dobbiamo aver paura di quelli così. Allora, uno che ha svenduto lo svendibile, perché la vicenda Telecom veramente grida vendetta, ma non ne parla più nessuno, perché tanto diciamo è stato il disastro numero uno. E peraltro tu ricordi un'altra bella cosa di questo qua che c'ha paura della Meloni adesso, no? Faceva le sedute spiritiche per trovare, questa qui è roba drammatica, c'è poco da ridere, questa è roba veramente drammatica, no? Perché merita un piccolo, tu la racconti benissimo e in poche righe questa storia, no? Sul tavolino della seduta spiritica veniva fuori un nome, quello di Gradoli. E lo sappiamo. Qui siamo ancora a Moro, siamo ancora a Fausto Iaio, siamo ancora al 78, siamo ancora alle nostre memorie truci. Cercano Moro, o meglio, non lo cercano, perché Cossiga, il ministro dell'Interno, non lo deve trovare. In realtà si sa dov'è, si sa che Moro ha girato almeno 5-6 covi prima di finire ammazzato in quello al ghetto ebraico, che stava a 2 passi da dove poi è stato trovato, da via Caetani, sì. Non è che stava in via Montalcini. Però c'è di mezzo Pizzenik, c'è di mezzo la CIA, ci sono di mezzo le ragioni di Stato e quindi non lo trovano. E a un certo punto, in pieno rapimento, se ne salta fuori Prodi che con il professor Alberto Clò, sì, anche lui collega, fanno una seduta spiritica. Te li vedi tu 2 professori, 2 economisti che fanno le sedute spiritiche. Allora, girando la monetina col piattino, lo spirito gli manda il nome di Gradoli. Gradoli, trovano questo paese del Viterbese, ghiacciato ancora, vanno là, fanno questa operazione di parata, i cani, le slitte, traforano i ghiacciai, il lago ghiacciato, ovviamente non c'è niente. Anche Eleonora Moro dice perché prende uno stradario e trova via Gradoli. Allora dice perché nessuno ha pensato che a Roma c'era una via Gradoli? A me mi hanno detto che non c'era, invece c'era. Non è che non ci hanno pensato, ci hanno proprio pensato e l'hanno tolta via Gradoli. Che non era una via qualunque. Allora, no, non è una via qualunque. Infatti via Gradoli 96 è dove c'è il covo di Moretti con la Balzerani, covo che il 18 aprile viene scoperchiato platealmente da un'operazione dei servizi segreti che appena Moretti e la Balzerani alle 7:30 di mattina escono, gli allagano casa, gli lasciano aperto il getto della doccia e quindi viene scoperto e da lì il messaggio a Moretti. Un avvertimento, no? Sì, sbrigati a far fuori l'ostaggio. Sbrigati a far fuori Moro. Sbrigati a far fuori Moro, se no ti scopriamo a te e ti facciamo passare l'inferno. È proprio così. E infatti Moro lo capisce subito. Moro
su via Gradoli, poi c'è il falso comunicato numero 7 delle BR. Moro dice subito il macabro Tra rituale, l'altro, quella via macabra messa in Gradoli, scena della mia esecuzione. ecco, quella via Gradoli dove gli appartamenti di 2 condomini adiacenti vicini uno all'altro erano tutti intestati a gente relativa ai servizi segreti. Sì, erano tutte la Caseroma, la Fidrem, erano tutte fiduciarie dei servizi segreti. Vedi caso che ci stanno uomini dei servizi segreti, ci sta il capo delle BR e di fronte ci sta uno che fa il carabiniere dei servizi, si chiama Arcangelo Montani e non so, vive qui, è di Porto San Giorgio, quindi vive qui dove vivo io ed è conterraneo di Moretti, che sono tutti e due di Porto San Giorgio e vivono uno di fronte all'altro. Lì dentro Prodi dice ci ho avuto lo spirito, ma no, all'epoca si disse, e lo disse Pecorelli, che questa soffiata gli arrivò dagli ambienti dell'autonomia universitaria. Poi dopo, in tempi più recenti, hanno detto che no, Prodi, no, però questo è tutto da verificare. C'è stato qualche studioso che ha detto che gli è arrivato dal KGB perché Prodi era in contatto con gente del KGB, così come oggi è in contatto con la a Cina. proposito di Pecorelli, tu ricordi utilmente che Mino Pecorelli sul suo OP, Osservatorio Politico, titolava così questa operazione Gradoli: Vergogna Buffoni. Buffoni, sì. Sanno tutti. Beh, sì, perché era veramente una di quelle buffonate più palesi e quindi sì, vergogna Buffoni. Pecorelli per tutto i 55 giorni, ma anche prima. Pecorelli aveva annunciato 2 giorni prima il sequestro di Moro e poi ha spiegato perché era tutta una buffonata. Ecco, tra l'altro, storie di questo genere, il caso Moro, insomma, Pecorelli l'hai citato giustissimamente perché lui lo dice chiaro, no? È una presa in giro e lo sapevano dove era Moro e non lo volevano prendere, punto, non lo volevano liberare. O non potevano, non volevano e non potevano liberarlo. E hanno fatto un'operazione così, una sceneggiata veramente infame, no? Perché quello è vista dopo, vista anche da subito, perché Pecorelli la descrive e la racconta subito, infatti farà una brutta fine anche lui, no? Ovviamente verrà fatto fuori, però di gente che viene fatta fuori ce n'è un po' troppa nel curriculum anche di questo signore Prodi, non direttamente per carità, però la partita delle privatizzazioni in Italia, ricordiamocelo che qualche morto lo ha seminato, tu te lo ricordi quell'alto dirigente delle partecipazioni statali, trovato anche lui finto suicidato in mezzo all'agro romano, no? All'agro pontino, con una bottiglia di whisky di fianco, era il direttore generale del Ministero delle Partecipazioni Statali e non era tanto d'accordo su quello che stava accadendo lì. Però, insomma, ammazzato uno, istruiti 100, no? Sai, questi sono quegli intrighi di potere dove c'è sempre chi casca e c'è sempre chi impara. Questa è la storia del potere. E non c'è dubbio che quelle operazioni, quelle privatizzazioni, quelle svendite erano veramente una storia di potere, losco torbido. Cioè tu svendi tutto perché uno speculatore che ancora oggi inquina i pozzi, Soros, mette a terra la lira e quindi c'è bisogno di rientrare subito. E questo avviene in combinazione con l'entrata nell'Unione Europea dell'Italia. Ed è un'entrata che tutti aspettano, salutano con toni messianici e non si capisce che invece già dall'inizio, già da quel negoziare un tasso di cambio a 2000 lire, dovrebbe capirsi subito che l'Italia va incontro a delle condizioni insostenibili. Cioè tutti i prezzi delle cose che raddoppiano da un giorno all'altro, i pedaggi, il costo dei servizi, questo è Prodi. Noi negli ultimi 30 anni, anzi noi americani, negli ultimi 30 e più anni abbiamo passato la vita a sopravvivere a delle politiche totalmente inique. Adesso se la prendono con... Se mi scatta il giornalista americo-italiano siamo finiti, Max. Non so. Se la prendono con Donald Trump che fa la politica dei dazi e tutte queste puttanate, no, la verità è che se Trump dà uno scossone, ma io spero che si butti giù l'Unione Europea, lo sai che sono totalmente non sono anti-europeo, sono anti-Unione Europea. L'Unione Europea va bene per la Salis, va bene per Mimmo Lucano, va bene per Timmerman che pagava i gruppi terroristici
ambientalisti, è notizia di oggi, va bene per la von der Leyen, va bene per i vaccini, non va bene per l'Italia. Allora Max, dobbiamo fare una piccola pausa. Poi a proposito di Prodi, no, che inaugurò la stagione dei manager prestati alla politica, lui in realtà era lì dal 60 e qualcosa, dal 78 era già ministro dell'industria, era un democristiano di quelli che poi ha tradito anche i suoi padri, ma comunque al di là di quello di manager continueremo a parlare, perché ce n'è uno bello interessante che guida una grande città che è la mia e la tua, cioè Beppe Sala. Ne parliamo tra poco perché gli hai fatto 2 articoli su nicolaporro.it che meritano qualche approfondimento, e poi sentiamo anche la voce di chi ci sta seguendo tra pochissimo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Brum, 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 il motore che ruggisce. Brum, 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 per strada fa così. Brum, 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 la macchina che... Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto cari amiche, cari amici, insomma cari ascoltatori da Alberto Acerbis. È iniziata la campagna olearia, in questo momento chi ama l'Italia non può non amare anche i suoi frutti, che alla fine sono i suoi figli. Parliamo dell'olio Acerbis, parliamo di estrazione a freddo, parliamo di olive raccolte al giusto punto di maturazione, parliamo di un qualcosa di straordinario. Ormai non c'è più spazio per il non lo sapevo. L'olio Acerbis, olio italiano 100% estratto a freddo, olive italiane. Mettete in casa qualcosa di unico, di straordinario, che vi fa davvero riscoprire i sapori di un tempo. 6 bottiglie da litro di olio Acerbis, d'olio novello, straordinario, 84 euro. Olio nuovo, prezzo vecchio. Trasporto non lo pagate. Per ordinarlo, per prenotarlo, chiaramente direttamente al frantoio 030 68 44 08 oppure olioacerbis.com, perché l'olio bu è sempre a gala. E allora, dopo che abbiamo ascoltato questa massima che ogni volta mi mette allegria, però non è sempre vero che l'olio buono viene a galla, Max, diciamo la verità, a volte viene a galla l'olio malsano. Comunque, al di là di questo, il nostro Acerbis c'ha ragione per il suo di olio, per quello degli altri è un po' più difficile garantire. Comunque, dicevamo dei manager, tu inizi il tuo articolo, uno dei tuoi articoli sul nostro meraviglioso sindaco di Milano, Beppe Sala, in relazione a un'altra storia della quale hai scritto in maniera molto chiara, no? La vicenda di Rami, finito male dopo l'inseguimento. Allora, era un inseguimento sbagliato, ha detto il sindaco bello. Nemmeno la magistratura è riuscita a dire tanto, no? Anzi, ha detto l'esatto contrario, che non c'era niente di sbagliato in quell'inseguimento, e se lo dice la procura di Milano, mi sembra che ci sia del fondamento in questo giudizio. Però tu parti da una cosa che come cittadino a me mi suona molto, no? Noi dovremmo cominciare, tu scrivi nell'articolo dedicato alle parole di Sala su Rami, a denunciare la politica manageriale per quello che è, cioè una sciagura salita dagli anni '80 del neoliberismo americano, con cui si pretendeva di porre fine agli sprechi, ai disservizi. Vedi la voce Romano Prodi di cui sopra, no? Abbiamo il debito pubblico, la cosa pubblica non funziona, lo Stato fa i panettoni. Bei tempi, te li ricordi della Motta a Milano? Lo Stato fa i panettoni, che senso ha? Dobbiamo liquidare tutto quanto e lo svendiamo ai nostri amici, quello è il succo. Tanto poi a pagare saranno stati e sono stati e saranno gli italiani. No? Vedi poi tutto il discorso adesso delle bollette. Adesso siamo qui nel 2025 a lamentarci di bollette che crescono quando abbiamo regalato tutti i servizi pubblici ai privati, no? Che ne fanno giustamente poi quello che vogliono, visto che la politica glielo ha permesso e glielo permette. Allora sarà pure ora di dire che questi manager hanno prodotto solo guasti, no? E hanno gestito le istituzioni come aziende. Magari le avessero gestite come aziende, secondo me non le hanno gestite come le loro aziende, le hanno gestite come qualcosa da depredare.
Allora, la mentalità tecnocratica, manageriale, tra virgolette, poi non so cosa ci sia di manageriale in queste figure, di sicuro c'erano gli stipendi, gli stratosferici stipendi di questi manager. Tra l'altro viene fuori anche il nostro Sala dalla Telecom, no? Da questa meravigliosa fucina di Giusto, classe giusto. dirigente. Per distruggere quello che toccavano li abbiamo anche strapagati. E il sindaco Sala è uno degli emblemi di questi soggetti, no? Di queste figure. Abbiamo bruciato miliardi e miliardi, abbiamo regalato fior di aziende che ci sarebbero state molto utili in questa fase di transizione anche tecnologica. Tu pensa cosa poteva essere la Telecom gestita per bene e nell'interesse dei cittadini. Abbiamo fatto tutto questo e poi adesso continuiamo, diciamo, a pensare che questi sono manager. Cosa c'ha del manager Beppe Sala, secondo te, Max? Ha l'arroganza, ha l'incapacità gestionale e ha quello che hanno tutti i manager, cioè come manager prendo il mio e come amministratore non sono capace, scarico i costi e i servizi sui cittadini o sulle vittime in questo caso. Il modello è quello lì di Stellantis, Tavares. Ha preso 200 milioni per disossare completamente la parte Fiat, la parte italiana di quel sodalizio lì, di quella multinazionale lì, e poi ne ha presi altri 100 di milioni per togliersi dai piedi, dopo aver lasciato solo macerie. E adesso cosa dice? Io sono stato un grande manager e potrei anche entrare in politica perché delle mie competenze c'è bisogno. Ma è la solita rapina mansalva che fanno tutti. Pensino a pagare meglio i carabinieri, ha detto il sindaco Sala, dopo aver detto... Questa è una frase incredibile. Cioè trattare i carabinieri come degli straccioni, no? O come dei mercenari, come se a pagarli meglio questi facessero il loro mestiere. Ma se tu li paghi per non farli lavorare... Fammi capire, loro hanno fatto un inseguimento sbagliato, quindi gentaglia, però devi pagarli meglio. Però devi pagarli meglio, per fare cosa? Per fare un inseguimento sbagliato? Per fare l'inseguimento sbagliato? Certo, se li paghi di più fanno l'inseguimento giusto, o meglio, se li paghi di più non inseguono, come pretendeva prendono la targa e basta. Prendono la targa e quindi, cioè qui vuol dire trattare gente come mercenari per farli andare contro la legge per di più. È una roba totalmente priva di senso. Cominciamo con ricordare, come dicevi tu, che la magistratura, e se lo fa la magistratura ce ne vuole proprio, perché lo sappiamo benissimo che la magistratura è schierata e non a favore delle forze dell'ordine. La magistratura di Milano ha stabilito, prove alla mano, che tutto quello che è stato fatto in quell'inseguimento era corretto, era doveroso, era legale, senza fare tanto un dramma. C'erano 2 rapinatori che sono scappati, hanno forzato un posto di blocco, per 8 chilometri hanno rischiato di falciare chiunque trovassero e si sono ammazzati tra loro. E vabbè, io non piango, me ne frega un cazzo. Ma un'altra frase memorabile del sindaco, no, che tu riporti nell'articolo, uno stenterebbe a credere che sia vera, però il sindaco di Milano ha detto non sarà stato un santo, Rami, ma aveva in casa la bandiera italiana. Sì, cioè, sono affermazioni totalmente deliranti. Se poi è così, a parte che se deve bastare la bandiera italiana come veicolo di impunità, facciamolo pure. Però a me pare che gli italiani pagano tanto quando sgarrano e invece questi qua, i Maranza, non pagano per niente. Se deve bastare la bandiera italiana, vabbè, però questo è il contrario, è la conferma che l'integrazione non esiste. Cioè uno con la bandiera italiana che dice io comunque resto egizio, rapino, faccio casino, non mi fermo ai posti di blocco, vabbè, allora che senso ha quella bandiera lì? Cioè l'attaccamento al tuo nuovo paese sarebbe quello di andare in giro a scippare la gente come Pozzetto e Massimo Boldi, anche quelli te lo ricordi, Severino Cicerchia, il ragazzo di campagna, sì. Sarebbe quello l'attaccamento, sarebbe quello di spacciare, di scappare, di forzare i posti di blocco. Cioè adesso abbiamo i Maranza come nuovi patrioti. Questa è l'idea manageriale. Questo qui invece è uno che ha fallito dappertutto, Sala, e non ha neanche avuto la dignità di dire ho sbagliato. Quando tutto, perché poi passa tutto in cavalleria, no? Hanno detto che questi qua, guarda che io non sono Mario Giordano, io non sono di quelli che dicono sempre comunque dalla parte delle forze dell'ordine. No, anzi, come dice Zoff, no, ma a vedere. Io ho fatto il cronista di Nera per 20 anni e so benissimo che
anche tra le forze dell'ordine ce ne sono di magagni, ce ne sono di cose, ce ne sono di compromessi. Vediamo caso per caso, senza idolatrare, senza demonizzare. Hanno detto che questi qua erano gli assassini, l'ha detto la Salis, l'ha detto la Cucchi, l'ha detto quell'altra consigliera del PD di Milano, assassini di 2 ragazzi innocenti. Le prove, Sala, no, non dovevano inseguirli, Gabrielli, no, inseguimento sbagliato. Le prove li sbugiardano, questi hanno fatto finta di niente. Avanti con nuove... no, non si fa così, un sindaco non può far così. Allora, devi chiedere scusa. Max, adesso apriamo anche le linee, lo dico alla regia, 02 92 94 7222 per chi vuole intervenire in diretta con Max del Papa. WhatsApp, i vostri messaggi, se volete anche audio, al 340 6709 659. Ripeto i numeri per la diretta: 02 92 94 7222, le linee sono libere, e WhatsApp al 340 6709 659. Intanto c'è un ascoltatore che semplicemente ti scrive: grande Max, auguri. E per quanto concerne i messaggi, sempre per quel che concerne i messaggi, buongiorno per il grande giornalista di inchiesta americo-italiano, chi ha ucciso Kennedy? Ti domanda un altro ascoltatore. Io la risposta sta emergendo finalmente. A uccidere Kennedy fu Donald Trump. Da sempre considero l'Unione Europea una maledetta disgrazia, scrive un altro ascoltatore. E poi ancora, ma Moro per quale motivo doveva morire? Scrive ancora un ascoltatore. Era un capo espiatorio per qualcos'altro? Grazie mille a entrambi. E riguardo alla fucina dei manager, dovremmo riflettere sul ruolo enorme che ha avuto ed ha la Bocconi, di cui è stato sublime rettore Mario Monti. Lo chiamavano il tabernacolo, il suo ufficio, pensa un po'. Comunque, c'è una telefonata in attesa, la sentiamo subito. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno Kenarca. Buongiorno a lei. Buongiorno del Papa da Mister Chiavata. Allora. Vedi? Buonasera a voi tutti. Felicissima sera, Mister Chiavata. Buonasera a tutte queste belle signore ingravattate. Io anche vado a fatica. Sono un zappatore. O zappatore. Siamo qui al top, diciamo, o meglio, a uno dei vertici della cinematografia italiana. C'era anche una giovane Mara Venier, se non ricordo male. Nelle vesti dell'amorosa del figlio dello zappatore. Intanto Mario, prego. No, cosa ha fatto? Era solo una zappata e via. È andato via. Una whatsappata e via. È andato via. Ha fatto la sua... È andato a mangiare la pizza con le acciughe. O senza acciughe, sono 2 le possibilità. C'è un'altra chiamata. Pronto? Sì, buongiorno. Molto egregi. Sono Luca da Copico. Io volevo invitarvi a fare una riflessione che non ho mai letto da nessuna parte sul Covid-19. Allora, il direttore dell'AIFA ha detto che 19 si chiama così perché c'ha 19 pezzi del genoma umano questo virus, e che la possibilità che sia nato naturalmente è di 1 su 1 miliardo. Allora a me risulta, e vorrei chiedere la vostra opinione, che è la prima volta nella storia dell'umanità che una pandemia è provocata non da un evento naturale, cioè il colera, la peste, la spagnola, ma da un virus fabbricato dall'uomo. Perché evidentemente il Covid-19 è un virus nato in un laboratorio, l'ha detto quello dell'AIFA, non è che l'ha detto un terrapiattista, no? E che nessuno vada a chiedere conto di questa cosa a qualcuno. Tra l'altro quel laboratorio era in Cina, ma era un laboratorio americano diretto da Anthony Fauci, che è stato graziato da Biden. Allora, che la più grave pandemia dell'ultimo secolo sia dovuta a un'arma militare, biologica, che è stata diffusa e che nessuno chieda conto a qualcuno di questa cosa, a me sembra una cosa completamente incredibile, perché è la prima volta che succede nella storia dell'umanità. Vorrei sapere la vostra opinione. Grazie. Allora, intanto però abbiamo recuperato anche Mister Chiavata, che era caduto, era inopinatamente caduto, quindi è di nuovo con noi. Prego. Salve, io non sono io sono il zappatore, Mister Chiavata è il signor del Papa. Allora, magari.
Allora, niente, ragazzi, io non capisco, hanno veramente la faccia come il Q, avete capito cosa? Quelli di sinistra, non so. Adesso stanno facendo sto cancare, per questo indubbiamente che sarà un criminale, certamente non è uno singolo santo. Seguace di Madre Teresa di Calcutta sicuramente non è, questo è sicuro, questo Al-Masri. Per me è stata un'operazione fantastica, c'era da accompagnare non solo con l'aereo di Stato, ma con te e pasticcini. Questo è molto probabilmente uno che ha impedito di arrivare in Italia a 200.000-300.000 disperati, hai capito, sulle coste italiane, senza arte né parte, poi buttati nelle stazioni, nei prati, nei parchi, in tutte queste cose. Quindi questa qua non capiscono, va bene, che noi in Libia abbiamo interessi enormi, abbiamo l'ENI, abbiamo decine di imprese, di stramiliardari. Cosa volevano? Che noi lo incarceriamo qui e tutta questa gente era potenziale ostaggio di questa gente in Libia? Ma stiamo scherzando? Per me è stata un'operazione da manuale. E la Corte Penale Internazionale, io non sono milanese, ma penso che siano dei pirla, va bene? Si facessero i cazzetti loro. Per me è stata un'operazione geniale. Questo ha impedito molto probabilmente, dico al signor Chiavata, va bene, di arrivare in Italia a 200.000-300.000 disperati, perché noi non dobbiamo pensare a quelli che sono arrivati, ma anche a quelli che non sono arrivati. Abbiamo capito, ti lascio subito la parola, Max. Intanto poi ce n'è sì, una. Ma di chi parla? Parla, credo, di questo Al-Masri che è stato riportato in Libia con l'aereo militare. Ho capito, sì. Polemica della giornata. Vabbè, insomma, la politica è fatta di queste cose, di questi compromessi, di questi, appunto, si chiama non per niente il cinismo della politica, la realpolitik, la politique d'abord, insomma, è fatta di questo, dai, su, poi la si può vedere come si vuole. No, io vorrei un attimo tornare all'amico di Colico, perché mi sento appunto sul vivo, come nessuno chiede conto di Wuhan e di Fauci. Cazzo, ci ho fatto 3 libri. Gentile amico di Colico, guarda, si trovano su Amazon 3 libri ci ho fatto, gli ultimi 2 in sequenza, per il tempo che resta ti vaccini, ti ammali, muori, e sono una continua richiesta di chiarezza retorica ovviamente su questo, una continua denuncia proprio di questo. Ecco, intanto Max, non so se c'è un'altra telefonata in attesa, la passiamo subito. Pronto? Sì, pronto. Buongiorno a tutte e due, sono Loredana. Prego. Intanto saluto moltissimo Max del Papa e anche te, ti raccomando, mi piacete un sacco. Volevo puntualizzare una cosa. Timmermans, che ha fatto questa bella bravata, che probabilmente ha adoperato i nostri soldi, dovrebbero perlomeno toglierci dalle bollette la parte che si riferisce al piano green, perché anche questo è una buffonata, ma una buffonata pazzesca. E vorrei che tutti i nostri deputati, i senatori che sono lì in Europa con la von der Leyen si alzassero in piedi e uscissero e chiedessero le dimissioni di questo individuo, perché ne abbiamo piene le tasche di questa Europa. Ciao a tutti. Allora, Max, 2 parole, poi ti volevo sottoporre un paio di questioni ancora, e intanto do un'occhiata anche ai messaggi. Prima della fine li leggiamo. Se hai qualcosa da dire, ti lascio subito la parola. No, ma se questo, l'Europa è questo. Ecco. Però lì è un altro che ha delirato, cioè è uno che ha sulle spalle il peso di migliaia di miliardi buttati in questa transizione green, che non è che fosse un'utopia, attenzione, era una mangiatoia, è una mangiatoia colossale. Quando la nostra ascoltatrice dice togliere gli oneri in bolletta per il green, vuol dire sgravare la bolletta del 57%. Ma quando mai lo faranno? Ci mangiano. È un autofinanziamento della politica questo qua. Allora, voglio riportarti, Max, a un altro articolo a Milano, su Milano, che hai fatto, lo trovano le ascoltatrici e gli ascoltatori sempre sul sito di nicolaporro.it. Toc toc sala, svegliati. A Milano sparano per strada, che è una cosetta che è passata via abbastanza tranquilla questa, no? Sì. Perché in via Padova una ciurma di sderenati bestiali, basta vedere il video, non ce n'è uno sano lì, di quel gruppo che si vede in quel video. A un certo punto uno di questi qui prende la pistola e spara per aria, allegramente. Il sindaco Sala aveva appena finito di dire che Milano è inclusiva, percettiva, le solite belle cose, degli immigrati. Egiziano, Degli immigrati abbiamo bisogno, ricordatevi il pizzaiolo
egiziano. Dopo i roghi al corvetto, dopo il magnifico Capodanno con la caccia alla donna, che è un'usanza di questi Maranza qua, insomma, tu esci per strada e tiri 4 colpi di pistola, così, en passant, in via Padova, che tu descrivi magnificamente in questo pezzo. Più cammini e meno Italia trovi, poi non ne trovi più, per niente, come in questo filmato qua. Quindi, come la mettiamo, signor manager? La mettiamo che il manager continua con le sue rimozioni, continua con la sua spocchia, perché il manager vuol fare due cose. O le scarpe a Elish Line, che oggi apprendo è stata mollata anche da Elodie. Questi sono problemi. Sì, non la voterei mai, non ha carisma. Cioè lei vuol dire non è alla mia altezza carismatica. Elodie non vota Schlein. Questa è una. Non potrà mai fare il calendario drammatiche. Pirelli. È una che non potrà mai fare il calendario Pirelli, la Schlein. No, neanche la Chiara Valerio. È un dramma, cioè veramente l'anno comincia sotto auspici terrificanti. La vittoria di Trump, Musk col braccio teso e poi Elodie che non vota Schlein. Questa credo che sia la più grande delle tragedie. E mi sono perso? Ah no. E l'altra parte, se non riesce a farle le scarpe, vuole farsi eleggere e mandare. Cioè lui dice, vabbè, ho fatto il manager, ho gestito la città da par mio, adesso, come diceva quello di Stellantis, Tavares, dice, merito di più, quindi merito di fare di fare di meno, però di guadagnare di più. Ci stiamo lavorando, aveva detto Sala, e la situazione nelle periferie è in netto miglioramento. Dopo poche ore gli spari in via Padova. Si spara per strada. Tanto la prossima quale sarà? Chi lo sa? Non è difficile. Sarà che lo sparo non sarà più per aria. Appunto. Ma poi era impressionante la ciurma dei soggetti che ruotavano intorno allo sparatore. Sì, che ballano tutti strafatti, e questi cominciano a sparare per aria, ma cioè non è che qualcuno si stupisce. Non è che qualcuno, a parte che lì d'Italia non ce n'era più neanche uno, però comunque la cosa è passata, non si è stupito nessuno. Sala non ha detto niente, Gabrielli neanche, e poi dopo vabbè, si va avanti, insomma, si passa alle cose dopo. Ma la normalità è. Allora, non so se abbiamo altre telefonate, nel caso le passiamo, però intanto c'è anche da segnalare qualche messaggio. Walter, per il giornalista americo-italiano alla cerimonia di Trump c'era la Lewinsky, io ho visto solo Clinton, beatissimo peraltro, non so se hai notato Max, che Clinton ha sempre un'espressione serafica, gioiosa, serenissima in volto, ride, sorride, non fa altro che ridere e sorridere. Sì, mi sembra che abbia raggiunto il nirvana. Secondo me gode per i disastri che succedono alla moglie. Tu lo fai così bastardo, Clint. Comunque, al di là di questo, abbiamo un altro messaggio, un saluto al giornalista americo-italico, un abbraccio a Max. A sentire il prode romano mi sovviene che a sentire certi discorsi mi va il minestrone alla testa, come diceva il tizio che mangiava il minestrone davanti a Pozzetto, no? Esattamente così, mi va il minestrone alla testa a sentire certe cose. Salutiamo il nostro amico Gianni da Genova che ricorda le prodezze di Prodi, Telecom, Iri, eccetera, eccetera. All'epoca non aveva paura. Buitoni, eccetera. Moro ucciso perché non voleva la Nazi Europa come Craxi. Non lo so se sia così, ma certamente... No. Forse questa qui è un po' troppo spinta, diciamo, come ipotesi. Sì, infatti. Comunque, Dario, faccio a Max i migliori auguri per la sua salute e volevo chiedergli se ha mai provato a considerare le teorie del dottor Hammer. Buona giornata, scrive Dario. Ma sai, me ne hanno proposte talmente tante di teorie e di soluzioni che io per il momento resto... mi hanno guarito quello che avevo. Poi quello che mi succederà non lo so, quello che avevo me l'hanno tolto e quindi io seguo le indicazioni perché comunque non sono mai stato uno del no a tutto. Ho denunciato questo vaccino perché so che mi ha fatto male, poi ho continuato comunque a fidarmi dei medici, i quali mi hanno gestito bene. Quello che poi sarà non lo so, sono anche arrivato a una sorta di fatalismo per cui so perfettamente che questa proteina spike può ammalarmi ancora da altre parti, sono preparato a questa eventualità
e sai, poi maturi anche una sorta di stanchezza, di fatalismo, per cui dici anche vabbè, io faccio il possibile, poi quello che deve succedere succede. A proposito di Covid-19, scrive Monica, ma perché il libro di Fabrizio Gatti non fu mai pubblicizzato? L'infinito errore, storia di una pandemia. E per fortuna almeno voi ci date notizie serie, scrive Monica. Poi c'è un audiomessaggio che mandiamo in onda. Sentiamo un po'. Buongiorno Max, la prossima te lo spiego io quale sarà. Saranno i posti di blocco islamici prima di entrare in via Padova, al Corvetto, in tutti i quartieri a preminenza islamica. Dovrai arrivare e far vedere che conosci i versetti del Corano e verificare, metterti nudo per vedere che tu non abbia qualche crocifisso addosso o tatuato. Questa sarà, e da quei posti di blocco difficilmente riuscirei a scappare. Grazie. E qui siamo ben oltre Welbeck e la sua sottomissione, Max. Comunque, c'è poco da ridere, in definitiva. Sì, ma in certe zone è già così, succede già. Fabio, ti prendono e ti pestano. Fabio da Udine a prescindere perché non sei. Fabio da Udine, caro Max, conferma la tua supposizione su Bill Clinton. Infatti Bill ride e la Hillary invece è sempre imbronciata, scrive Fabio da Udine. Allora, invece quella simpatica di giornata, fresca fresca, ce l'ho sotto gli occhi dalla home page dell'ANSA di stamani. Allora, i capoccioni, quelli che contano, i manager, i super manager, i capi di Stato, quelli che la pensano giusta, eccetera, eccetera, cioè quelli che si trovano a Davos, nelle Alpi svizzere, per il forum, il World Economic Forum, hanno previsto che con Trump ce la vedremo bruttissima, ma bruttissimissima, la frammentazione geopolitica, il ritorno alle barriere, il nazionalismo economico costerebbe fra i 600 miliardi e i 5.700 miliardi di dollari all'economia mondiale, fino al 5% del PIL. Supereremmo, con tutto sto nazionalismo trumpiano, i costi della grande crisi finanziaria di 15 anni fa. È l'allarme lanciato da lor signori al Forum Economico Mondiale. L'inflazione globale, bla 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 bla. Insomma, con il ritorno di Trump e del nazionalismo, qua stiamo peggio che 15 anni fa. Ne vedremo di disastri a non finire, giusto? Corretto? Sì, ma lo promettono questi? Cioè lo garantiscono? Perché io ci farei la firma, insomma. Non fosse altro che, quando hanno detto 5.700 miliardi l'anno? Sì, dai 500, poi tra l'altro anche la stima è interessante, dai 500 ai 5.700, così non ci sbagliamo, no? Comunque è sempre un terzo di quello che si brucia annualmente nella famosa transizione green, quella dei Timmermans, delle auto elettriche, costa 15.000 miliardi all'anno in fumo, quindi già io ci farei la firma. 5.000 miliardi in 15 anni è un affarone, come direbbe il conte Oliver. No, lì sono 15.000 miliardi l'anno che vanno bruciati. Quindi diciamo conviene tutto sommato, no? Ci sono tanto di documenti, per niente. Allora Max, sono arrivate le 11, noi ci salutiamo qui, io come sempre ti ringrazio, in una settimana hai scritto articoli che mi hanno attratto, l'uno dopo l'altro, e per fortuna diciamo che c'è la possibilità ancora di scriverli e di leggerli questi articoli. Il Faro di Max Del Papa e nicolaporo.it, il giornale d'Italia, e pagina Facebook di Max Del Papa, così giusto per partire da lì. Intanto io ti ringrazio davvero Max, vediamo poi di fare a breve un piccolo reportaggio dalla nostra Milano. Questo ce lo siamo messi in testa fin dalla fine dell'anno scorso, lo faremo insieme e cercheremo di raccontare qualcosa di interessante per chi ascolterà e vedrà magari. Grazie a Max Del Papa. A tutti voi. Un abbraccio Max. Avete ascoltato Auto da Fè.